per te. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, un'edizione particolare interamente dedicata al maltempo, poi parleremo anche del femminicidio di Bovolenta, maltempo che sta imperversando sulla nostra regione, ma il Vicentino è il territorio più colpito e lo sapete perché ve l'abbiamo raccontato anche nella nostra lunga edizione straordinaria di ieri e oggi abbiamo ovviamente degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono che la piena sta arrivando verso il Vicentino, in parte allagato lo stadio Menti, lo stadio di calcio di Vicenza. Diversi sono gli allagamenti che sono stati registrati in città, sono oltre 60 gli interventi dei vigili del fuoco solo nel territorio del Vicentino. La tangenziale è stata chiusa per precauzione. Il sindaco Giacomo Possamai ha diramato un'allerta a tutti i cittadini: muovetevi il meno possibile, e sono state chiuse le scuole. Tra pochi minuti inizierà a Marghera, nella sede regionale della Protezione Civile, un punto stampa convocato dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha annullato tutti gli impegni della giornata per seguire l'evolversi della situazione. Presente ovviamente anche l'assessore alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccini. Lì per noi ci sono Simone Merlo e Ilaria Marchiori, quindi poi ci collegheremo anche con la sede della Protezione Civile. A Vicenza per noi invece c'è la nostra Luisa Bertini. Prima era in compagnia del prefetto di Vicenza, che ha sorvolato con l'elicottero insieme ai vigili del fuoco tutto il capoluogo per capire e monitorare la situazione, che ricordiamo per quanto riguarda il maltempo essere particolarmente pesante nel territorio del Vicentino. Fortunatamente le altre aree del Veneto sono state in parte risparmiate dal maltempo, soprattutto la fascia pedemontana, che si pensava essere quella con l'allerta più ampia, e anche la fascia del Veneziano. Dunque danni i più importanti concentrati su Vicenza, e così anche tutti gli interventi di pompieri e forze dell'ordine e protezione civile. Vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra Luisa, che so essere stata poco fa in compagnia del prefetto e del sindaco Giacomo Possamai, che ha convocato un punto stampa già nelle prime ore della mattina. Vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra Luisa, altrimenti abbiamo comunque diverse immagini di copertura da farvi vedere, farvi mostrare, legate al maltempo. Eccolo qua, vedo arrivare la nostra Luisa, pronta per il collegamento. Ovviamente sono dirette, eccola qua, la sento. Luisa, eccoci, buongiorno, so che sei sì, buongiorno questa mattina. Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ti ascoltiamo, Luisa. Sì, siamo nella zona dello stadio Menti, che stamattina si è svegliata completamente allagata, tanto più che le strade attorno allo stadio sono state interdette. Io adesso mi trovo qui lungo l'argine del Bacchiglione, che questa notte è stato attenzionato speciale, anche se il fatto che siano stati aperti i bacini, è stato aperto il bacino di Caldogno, ha fatto sì che la situazione del Bacchiglione, che negli anni passati destava le maggiori preoccupazioni, sia in realtà la situazione più sotto controllo, perché il fiume maggiormente attenzionato resta il Retrone, come la situazione che abbiamo raccontato e descritto nella giornata di ieri, e particolari criticità anche nella zona della Roggia di Oma. Ecco, adesso lo vedete, siamo proprio davanti allo stadio Menti, completamente allagato, anche la parte interna. Prima abbiamo sentito il sindaco che ha effettuato il sorvolo e ci ha detto che anche la parte interna dello stadio è completamente allagata. Ovviamente vedete, ci sono anche colleghi che arrivano da altre parti della regione, perché ovviamente Vicenza oggi è un po' il fulcro di quello che sta succedendo e delle difficoltà legate al maltempo. Oltre alla zona stadio in cui ci troviamo, la zona critica della città è stata Viale Fusinato, dove molti condomini sono rimasti sott'acqua, così come la zona di Sant'Agostino, scuole che oggi sono rimaste chiuse, e prima, sentendo il sindaco e il prefetto, ci hanno detto che stanno anche valutando la situazione su
domani. Una breve panoramica sulla situazione che resta critica, ci ha detto il sindaco, e che rispetto alle previsioni questa notte ha continuato a piovere in maniera molto intensa sia in pianura sia in montagna, cosa che ha portato il retrone a innalzarsi molto, anche se la situazione del retrone al momento sta crescendo meno. Comunque resta critica perché il fiume alle 9:30 aveva raggiunto già i 3,83 metri, mentre la situazione critica per il retrone, solitamente considerata di allerta per il retrone, è a 2,80 metri. Per quello che riguarda il bacchiglione che, ecco, lo vedete, sta lambendo le case, è stato aperto, come dicevo, il bacino di laminazione di Caldogno, che ha consentito di contenere la piena, anche se ovviamente l'evoluzione del meteo sarà determinante e verrà monitorata di ora in ora. Stamattina si è recato qui anche l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ha effettuato i sopralluoghi con la protezione civile. Ovviamente sentiremo quali aggiornamenti anche sul punto stampa della regione, zone che si sono svegliate sott'acqua questa mattina qui a Vicenza. Ecco, la situazione è estremamente critica, allagato anche via Trissino, oltre a Viale dello Stadio, per la difficoltà appunto della rete idrica secondaria di scaricare le grandi quantità di pioggia. Problematiche ovviamente lungo l'asse del retrone, molte sono state le strade chiuse, così come i ponti. Prima abbiamo sentito il prefetto che ha anche anticipato che di ponti ne verranno chiusi altri in zona città. In piazza Matteotti una cantina, è stata segnalata una cantina allagata a causa dell'affaccio sul fiume Bacchiglione, dove l'acqua sta anche bloccando la strada. Il traffico è stato chiuso per quello che riguarda le tangenziali e in molte strade cittadine ovviamente che si sono trasformate in fiumi per la difficoltà dei fossati e delle rogge di contenere, di far defluire l'acqua. Sospesa è stata la linea ferroviaria tra Vicenza e Padova, proprio per le condizioni meteo critiche e ovviamente cosa che ha provocato forti disagi anche per i pendolari. Critica la situazione del traffico, viabilità che qui su Vicenza è praticamente rimasta in tilt, soprattutto stamattina per tutte le persone che dovevano andare a lavoro, quindi intasata la viabilità, specie per chi avrebbe voluto raggiungere la tangenziale, ma come ho detto che è stata chiusa. Per il momento, ecco, vi lascio un attimo guardare quello che è il fiume praticamente che contorna lo stadio comunale Menti. Qui solitamente c'è la strada, la vedete l'insegna Via dello Stadio e là c'è il piazzale inaugurato da un anno a Paolo Rossi, che ovviamente è tutto pieno d'acqua. Per il momento dallo Stadio Menti e da Vicenza è tutto, ma ovviamente per gli aggiornamenti rimandiamo a breve alla prossima tappa che faremo. Grazie alla nostra Luisa in giro nel Vicentino. Davvero da questa mattina nella zona ovest della città è esondato il Roggia di Oma. Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco, coordinato dal comandante ingegnere Andrea Gattuso, è stato rinforzato con il raddoppio del turno e l'arrivo del personale dei moduli di soccorso acquatico provenienti dai comandi di Padova, Treviso e Verona. Sono oltre 100 i Vigili del Fuoco che sono a lavoro in questo momento. Il video che vedete, siamo a un video pubblicato da Veneto Strade. In questo momento si sta disponendo la pulizia dell'alveo del torrente. Siamo esattamente sulla strada regionale 249 Gardesana Orientale, al chilometro 77, al confine tra i comuni di Brenzone sul Garda e Malcesine. Sono iniziati i lavori di pulitura dell'alveo del torrente. Guardate, queste sono le immagini.
Abbiamo altre immagini da farvi vedere, rotonde, strade, scantinati allagati e poi ovviamente lo stadio che avete visto, che è in qualche modo un po' l'emblema di quello che sta accadendo, quello che vedete in questo momento, le code che si trovano in tangenziale a Vicenza, tangenziale che poi è stata chiusa tra pochissimo, il punto della situazione sul maltempo anche con Bottaccine e Zaia. Presso la sede della Protezione Civile di Marghera. Nella notte è stato lo stesso assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccina a partecipare alle riunioni del COC e con gli amministratori locali sta coordinando gli interventi. Preoccupa il livello del fiume Retrone, come ha detto la nostra Luisa, tracimato in più punti, al momento rimane chiuso ancora il traffico ferroviario. COC aperto anche a Marostica nel Bassanese, a Pieve di Soligo l'abbiamo visto ieri nel Trevigiano, ma fortunatamente è solo i danni del maltempo sono in questo momento circoscritti nella zona del Vicentino. Abbiamo un servizio realizzato dalla redazione di Padova da farvi vedere, che in qualche modo è il secondo giorno di maltempo, il giorno dopo. Ieri ci sono stati diversi danni anche a Padova, seguiti da il vice sindaco Andrea Michalizzi, come sempre, già assessore alla protezione civile. Non c'è ancora, non è ancora pronto il servizio, mi dicono dalla regia. Allora noi andiamo avanti. Oggi sono tante le notizie perché la tangenziale di Treviso è stata bloccata dall'arrivo dei trattori. I trattori, sapete, la grande protesta degli agricoltori partita dalla Germania che sta arrivando anche qui, anche nel nostro territorio. Protesta che ha visto lo sfilamento di diversi trattori lungo la tangenziale di Treviso e tra poco ci collegheremo anche con il nostro Lucio Zanato che si trova sul posto. A questo punto direi di passare, finché non abbiamo in collegamento, no, ancora la Valentina Visentina, la vedo. Andiamo a Bovolenta, è la seconda notizia della giornata. Sara Burattin uccisa con 20 coltellate, la notizia con cui abbiamo aperto ieri i nostri telegiornali. Oggi si cerca il compagno che potrebbe essere l'assassino di Sara. Valentina, eccoti, ti vediamo, sei in collegamento da Bovolenta, buongiorno. Sì, buongiorno. E sono state sospese pochi minuti fa le ricerche di Alberto Pittarello, il compagno di Sara Burattino uccisa a coltellate ieri qui a Bovolenta. Le ricerche si sono concentrate in questo punto dell'argine del Bacchiglione e il furgone è stato individuato dagli uomini dei vigili del fuoco proprio nel punto in cui sta inquadrando adesso il collega Federico Cibotto. Siamo a metà proprio del corso del fiume, a 5 metri di profondità. Tenete conto che in queste ore il Bacchiglione, a causa della piena che sta arrivando da Vicenza, si è alzato notevolmente. L'acqua ieri sera era molto più bassa di dove è adesso, quindi il furgone a 5 metri di profondità è stato individuato, ma è impossibile proseguire le ricerche perché è molto pericolosa, la corrente è molto forte e il vigile del fuoco per entrare in acqua deve essere slegato perché non si sa ancora se all'interno del furgone, questa non c'è ancora nessuna conferma, se all'interno del furgone ci sia o meno il corpo del 39enne. Per poter verificare è necessario che il vigile del fuoco si cali in acqua slegato, ma la corrente è troppo forte, c'è la piena che sta arrivando da Vicenza e vedete appunto continua anche a piovere, l'acqua è molto scura e limacciosa e quindi anche le condizioni di visibilità sono davvero pessime. Per questo i vigili del fuoco insieme agli uomini dei carabinieri hanno deciso di interrompere, di sospendere le ricerche che erano arrivate qui, iniziate qui ieri sera, perché in questo tratto di argine erano state individuate delle sgommate, i segni, le tracce di ruote che finivano direttamente in acqua e erano stati ritrovati anche alcuni pezzi di lamiera compatibili con il furgone del 39enne e il suo cellulare. Di lui non si sa più niente da ieri mattina, da quando i carabinieri hanno cercato di rintracciarlo dopo aver ritrovato il corpo di Sara Burattin. La 41enne è stata trovata nel giardino vicino a un capanno degli attrezzi del giardino dell'abitazione dove viveva insieme alla mamma, perché da 15 giorni la donna si era trasferita in casa della mamma insieme alla figlia quindicenne. Ieri era uscita e poi è stata ritrovata dalla mamma, che l'ha trovata esanime, coltellata alla schiena.
circa una ventina le coltellate alla schiena che la donna ha ricevuto ed è morta in pochi minuti. I carabinieri hanno cercato di contattare il marito, che è risultato subito irreperibile, quindi si parla anche di premeditazione, perché l'uomo proprio per ieri aveva chiesto un permesso, una giornata di ferie dal lavoro. La scusa era quella di portare un motorino alla figlia, e questo fatto della richiesta ferie lascia molti dubbi e molte piste aperte sul fatto che l'uomo possa aver premeditato l'aggressione e l'uccisione della moglie. Molti dubbi ci sono anche sul fatto che si possa trovare all'interno del furgone, che possa in qualche modo trattarsi di un depistaggio. Quindi le prossime ore saranno cruciali, ma purtroppo le condizioni meteo avverse rendono davvero difficili le ricerche, che dunque sono state sospese anche per tutelare l'incolumità degli uomini dei vigili del fuoco. Da Bovolenta è tutto. Se volete abbiamo anche un servizio che ricostruisce la cronaca di questo ennesimo femminicidio che ha sconvolto il Veneto. Un rapporto in crisi dopo più di 15 anni insieme, l'ombra della premeditazione nella cronaca dell'ennesimo femminicidio che ha sconvolto il Veneto. Sara Burattin, 41enne di Bovolenta, è stata uccisa con una ventina di coltellate alle spalle. Il compagno Alberto Pittarello, 39 anni, è scomparso nel nulla. Tutto fa pensare che si sia gettato nel bacchiglione con il suo furgone, ma i punti da chiarire in questa storia sono ancora molti. L'uomo infatti una settimana fa aveva chiesto ferie al lavoro, la scusa quella di portare un motorino alla figlia. Poi il delitto di Sara, attirata ieri mattina in giardino da qualcuno che conosceva, e il timore che l'uomo abbia premeditato il delitto. Ieri mattina la donna, che da un paio di settimane era tornata a vivere a casa della mamma con la figlia di 15 anni, è uscita senza infilare la giacca. Si è diretta verso il capanno del giardino. Qui è stata colpita alle spalle almeno una ventina di fendenti, secondo i primi rilevamenti del medico legale. Nessuno ha sentito urlare, nemmeno la madre, che era all'interno della casa e che dopo un'ora, non vedendo la figlia, è uscita e ha scoperto la tragedia. A pochi metri dall'abitazione di Viale Italia c'è anche la caserma dei carabinieri, che sono intervenuti subito. Sara Burattin era già morta. Accanto al suo corpo l'arma del delitto, un coltello da caccia. Del compagno Alberto Pittarello, cercato al telefono, nessuna traccia. I due avevano una figlia di 15 anni, si erano conosciuti giovanissimi e poco dopo era nata la piccola. Un rapporto solido che però ultimamente sembrava essersi incrinato, tanto che Sara voleva separarsi ed era tornata a vivere a casa della mamma, rimasta vedova da pochi mesi. La 41enne lavorava come assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Padova, molto sportiva, appassionata di fitness e corsa, molto legata alla figlia. Nel tardo pomeriggio le ricerche dei carabinieri si sono concentrate lungo l'argine del Bacchiglione, in zona Camolina, 2 chilometri da dove Sara è stata uccisa. In quel tratto sono state rilevate tracce di pneumatico che finiscono diritte in acqua, un pezzo di carrozzeria simile a quella del furgone del 39enne e il suo cellulare. Nonostante il fiume fosse ingrossato dalla pioggia di queste ore, le ricerche sono subito iniziate e sono ancora senza esito, e si insinua il dubbio del depistaggio. Il dubbio del depistaggio dunque, si cerca Pittarello, potrebbe essere fuggito, lo shock ovviamente della comunità di Bovolenta. Tra poco ci collegheremo anche con Filippo Turetta con Emanuele Compagno, che fu l'avvocato di Filippo Turetta. Ricorderete, stiamo parlando dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Emanuele Compagno seguì il caso di Filippo Turetta, la rabbia, la gelosia e la fuga, tante le similitudini tra i due casi. Allora intanto andiamo a Bovolenta per ascoltare le interviste raccolte dalla nostra Valentina Visentì. Sono qua perché spero di vedere la Maria. Che è la mamma? Sì. Non conosceva la ragazza? Sì, è stata a scuola con mia figlia. Bovolenta è un piccolo paese, si conoscono tutti. La notizia dell'omicidio di Sara Burattin ha sconvolto l'intera comunità. In molti ieri sono passati in Viale Italia per portare conforto alla mamma della 41enne massacrata a coltellate. No, è una famiglia ad hoc. Mai al mondo. Mai che famiglia è proprio, mai non aspettava mai, perché misso tutta è un altro mondo proprio. No, una famiglia contenta, che viveva contenti col suo lavoretto, quindi a lavorare tutti. La famiglia Burattin era andata a vivere in Viale Italia dopo l'alluvione del 2010 che aveva danneggiato la loro abitazione in località Case d'Azzara. Sara con il compagno invece aveva vissuto fino a poche settimane fa in un'altra abitazione in via San Gabriele, a 2 chilometri da dove è stata uccisa. La famiglia di Alberto Pittarello vive in paese ed è chiusa nel silenzio, attende notizie del figlio.
Allora, questo è il punto su Bovolenta. Torneremo ovviamente con la nostra Valentina Visentin se vi saranno degli aggiornamenti sul caso, perché abbiamo sentito anche la sindaca, ma l'ascolteremo più tardi. L'ha sentita ieri il nostro Francesco Ratai. Adesso invece torniamo ad occuparci di maltempo. Per noi c'è la nostra Monica Smiderle, seconda troupe sul Vicentino, che ricordo essere l'anello debole in questa situazione. Il maltempo ha imperversato soprattutto nella zona del Vicentino. A fare paura è ancora una volta il Retrone, con l'emergenza maltempo oltre 1 milione. Questi sono i dati, e 600.000 metri cubi d'acqua sono stati raccolti dai bacini di eliminazione, contenendo la piena del Bacchiglione. Resta pesante la situazione, come vi dicevo, del Dioma e del Retrone, ma ancora una volta i bacini di eliminazione salvano il Veneto. Eccola lì, la vedo, la nostra Monica Smiderle, che sta seguendo la situazione maltempo per noi. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno a te Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ha ripreso a piovere qui a Torri di Quartesolo, dove fa paura la situazione del fiume Tesina. Attualmente il livello del fiume ha toccato quota 6,30 metri, però la soglia di attenzione è 7 metri, ma il corso d'acqua continua a crescere. Vedete alle mie spalle che è stato chiuso, è stato bloccato il passaggio sul ponte, l'antico ponte Palladiano sul Tesina. Siamo in centro a Torri di Quartesolo. Gli uomini della protezione civile hanno appena terminato le opere di posizionamento, di montaggio di queste paratie. Li vedete, stanno passando in questo momento per salvare il centro del paese, perché se il fiume Tesina dovesse uscire dagli argini andrebbe l'acqua ad invadere il cuore, il centro del paese di Torri di Quartesolo, un paese che ha già vissuto altre situazioni critiche nel recente passato e che si trova oggi nuovamente in una situazione critica, in una situazione di difficoltà. Abbiamo incontrato il sindaco di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro, ha dovuto però lasciarci perché era in videoconferenza in questo momento con la prefettura di Vicenza. Naturalmente la situazione in questa parte del Vicentino è critica, è di difficoltà, pertanto anche la prefettura sta tenendo costantemente monitorata la situazione. Vedete che qui siamo dalla parte destra, dalla parte padovana, chiamiamo così, del fiume, del ponte sul fiume Tesina. Sono ultimati i lavori di posizionamento di queste paratie. Cerchiamo, Andrea, se possibile, tentiamo, perché sta davvero piovendo moltissimo, di avvicinarci ad un uomo della protezione civile per capire appunto direttamente dalla voce di chi lavora sul campo quale è la situazione in questo momento. In questo momento abbiamo messo in sicurezza il ponte, però siamo ancora in fase operativa, per cui non potete parlare. Lei ha già visto, immagino, mi perdoni, le chiedo questo, Torri di Quartesolo in questo momento rischia, lei ha già visto il fiume uscire dagli argini? Non dagli argini, ma tracimare, sì, però con le paratie montate il paese è salvo, diciamo. Quindi grazie al caposquadra Paolo Piccoli della Protezione Civile di Torri di Quartesolo. Naturalmente sono impegnati nell'emergenza e ci devono lasciare, ma insomma Torri di Quartesolo con le paratie dovrebbe essere in sicurezza. Continua a piovere, continua a salire il livello del fiume, continueremo anche noi a tenere monitorata la situazione, perché i dati dicono che il fiume toccherà la soglia critica dei 7 metri. Da Torri di Quartesolo è tutto. Anna, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Monica Smiderle, puntuale come sempre. Allora subito ora a Marghera, sede della Protezione Civile regionale, sta parlando il presidente Zaia. Oggi noi siamo qui a parlare di un ulteriore fenomeno. Sapete che il Veneto è il Veneto dei fiumi pensili, se ci pensate, no? L'immagine che abbiamo noi del fiume del Veneto è quello di un fiume che ha sempre gli argini, perché spesso scorrono sopra il piano campagna. Per questo noi siamo molto più esposti. Considerate che nel 2010 noi abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali, a dimostrazione che noi non abbiamo solo il rischio del sormonto arginale, ma abbiamo anche sempre la preoccupazione del fatto che, vista la pressione, gli argini tengano.
contesto che abbiamo oggi è un contesto di difficoltà oggettiva sulla provincia di Vicenza, in particolar modo nel comune vicentino del comune di Vicenza. Ho sentito peraltro questa mattina il sindaco Possamai, l'assessore era assieme, perché poi hanno anche presidiato nel territorio. Sapete, Vicenza è, fra virgolette, elemento sensibile alle grandi piovosità, perché comunque è toccato sostanzialmente da vicino da due fiumi, che sono il Bacchiglione, con quel famoso Ponte degli Angeli, che per noi è sempre l'elemento di misura delle difficoltà, e il Retrone, che voi capite da solo dal nome, che è un fiume che è bastardo, perché comunque ci riporta l'acqua nella città. Questo dovuto anche al fatto che c'è un tema di rete fognaria, lo diceva anche il sindaco, che non aiuta, ma insomma è storia un po' di tutte le alluvioni questa, non è che dobbiamo stare lì a censire i tombini e capire se funziona o non funziona. Quindi è solo un aspetto tecnico che poi intacca la zona dello stadio. Io vi dico solo questo, vi dico che comunque il Veneto oggi è attenzionato, perché abbiamo provincia di Vicenza, provincia di Padova, il Bisato che spinge, e quindi Battaglia Terme, quelle zone lì, la provincia di Verona, la Val d'Alpone, Monteforte d'Alpone, e poi piovosità in generale. Le previsioni ci dicono che speriamo di fare il giro di boa a nottata, dopo l'assessore vi darà, lui che come si dice è maniaco di dati e non a caso un ingegnere, vi darà proprio la definizione anche dal punto di vista delle previsioni meteorologiche. Io dico una cosa, che questa alluvione, a me ha fatto piacere, guardate, che il sindaco Possamai me l'abbia detto lui per primo stamattina, mi ha detto se non c'erano le opere noi eravamo in un altro disastro. Voi vi chiederò anche al vostro collega Walter Milan di diffondere delle foto, vi farò vedere il livello dell'acqua di Soave e vedete il muro di Soave che abbiamo fatto. Io ricordo che su quel muretto da alzare abbiamo fatto una discussione per mesi, ma alla fine ci siamo riusciti, e vedrete l'acqua contenuta da questo muro in mattoni che è stato fatto, ovviamente un muro che tiene la spinta dell'acqua, e così vale per il Bisato, altro luogo dove abbiamo fatto muri di contenimento, molti muri in giro e argini, innalzamenti arginali, ma poi la grande cassa espansione, cioè di fatto noi a Vicenza abbiamo fatto una falange macedone dal punto di vista idraulico, ci abbiamo messo Caldogno che ha 3 milioni di invaso e sta invasando quanto? Almeno 2 milioni di metri cubi? 1,5, 2? Più di metà, quindi oltre 1,5 milioni sul Caldogno. Abbiamo ovviamente Montebello che anche lì ne sta invasando, anche se indirettamente riguarda più altre località, e poi ricordatevi che abbiamo Viale Diaz che è lì pronto, non è aperto ma è lì pronto per scolmare, e in generale si faceva un conto stamattina con l'assessore Bottacci che possiamo dire che abbiamo tolto da Vicenza almeno 3 milioni di metri cubi d'acqua. Voi immaginate 3 milioni di metri cubi, prendete 3 milioni di metri quadrati e ci fate un pelo d'acqua alto 1 metro, cioè vuol dire che a Vicenza giravamo ancora col fuoribordo. Questo significa cosa vuol dire credere in quello che si fa. Scusatemi, noi vogliamo anche dirle queste robe, perché è facile oggi fare un bilancio, ma io ricordo quanto abbiamo tribulato per fare le opere, per convincere, penso a Caldogno, abbiamo finanziato un'area naturale per farci il volo degli uccelli, non so cosa che era, le nidificazioni, un bel parco naturale che abbiamo fatto. Abbiamo spiegato ai cittadini che sarebbe stata un'area di campagna coltivabile, ma di tanto in tanto poteva accadere che si allagava. Oggi abbiamo 1,5 milioni di metri cubi. Vi faremo avere le foto dei nostri bacini allagati. Stiamo continuando, considerate che abbiamo quasi 600 milioni di opere in pancia, ne abbiamo già realizzati molti, magari vediamo la lista dei bacini, continuiamo, però un appello che io faccio è questo. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno lavorato. Ho visto i dati, 115 associazioni di volontariato della protezione civile, quasi direi 1 migliaio di volontari, la scheda riporta quasi 700, ma sono 1 migliaio perché poi non riusciamo a contarli tutti, onestamente. Pensate solo quanti vanno a dare una mano. Però voglio dire che
il Veneto si presenta come modello nazionale. Oh, guardate che se piove sul posto sbagliato andiamo sotto acqua anche noi altri, se piove dove non abbiamo fatto i bacini ancora. Però il modello ci dice che dove siamo intervenuti ce la giochiamo fino in fondo con la natura. Allora questo Paese potrebbe decidere che invece di tirar fuori 2-3 miliardi all'anno di danni da alluvioni o affini, di far veramente investire su sto piano Marshall e dire finanziare opere idrauliche, perché non è vero che bisogna comunque accettare a braccia aperte quello che la natura ti manda, perché siccome abbiamo devastato noi la natura con l'edificazione, possiamo anche intervenire con delle opere idrauliche che quantomeno abbassino il livello di rischio dei territori, e quindi noi continueremo a fare opere idrauliche. E il programma è un programma importante. Sapete che un'opera idraulica, quando parli tipo Caldogno, sono 3 milioni di metri cubi, cioè, capite che è una roba grande. Cioè Montebello adesso andremo a fare l'ampliamento, o raddoppiamo a Montebello? Quasi raddoppiato, sono già 9 milioni già adesso, considerate che gli mettiamo in pancia altri 4 milioni e mezzo di metri cubi. Cioè voi capite che questa è tutta acqua che togliamo dagli scantinati delle case, quindi invece di portare le pompe dopo per pomparla fuori, la fermiamo prima. A me sembra che non ci voglia un genio per capire che questa è la strada per tutelare questo paese. Dopodiché noi veneti abbiamo bisogno di almeno un altro miliardo di euro per fare opere. E penso che, partendo da quello che diceva Possamai, ma che io Bottacini, insomma noi lo sappiamo, stiamo collaudando opere, diciamo, non con delle simulazioni ma con l'acqua vera, e questo mi fa piacere. E questa è anche una risposta a tutti quelli che dicono che le opere non vanno fatte, che adesso ovviamente immagino che non ci sarà nessuno che dirà questo, ma siccome negli anni ne ho sentito di tutti i colori sul fatto che si va a deturpare, io penso che invece sia veramente la vera strada. Guarda, io non aggiungo altro, spero che si apra la ferrovia, almeno a volte domani mattina Trenitalia ci dice che ha ancora qualche difficoltà. Voi sapete che siamo isolati verso Milano, verso Schio, verso il Trevigiano, da Vicenza, e dovranno riverificare il ponte, però insomma spero che si vada verso la normalità. L'assessore Bottacini sta seguendo il tutto. Oggi c'è il decreto ovviamente lo stato di crisi, inutile neanche che ve lo dica, se dopo a Roma non so se ne da skate, però noi gli chiediamo e ne avanziamo anche, vorrei ricordare, tanti, perché pensa alle grandinate, cavoli, ma ti sembra normale che non abbiamo avuto niente? Fra l'altro ringrazio il capo della protezione civile che mi ha messaggiato anche stamattina, Fabrizio Curcio, l'ingegner Curcio, e spero che si riaprano appunto le tratte ferroviarie. Stavo dicendo, ho fatto il decreto delle unità di crisi, il decreto delle unità di crisi regionali ha nominato l'assessore Bottacin come le altre volte a capo dell'unità di crisi, quindi nel coordinare tutto quello che sarà, io spero, il proseguio di un ritorno alla normalità. Ovvio che le nuvole sono nuvole, noi ci voleva, come si chiamavano gli aruspici, quelli che leggevano il volo degli uccelli, queste robe qua. Questa mi è venuta bene però, cioè, onestamente. Prego? Appunto, ho fatto agraria. Pensa quanto poco avete studiato voi del classico. Pensa, leggevano anche i fondi del caffè, lo sapete. E però, a parte le battute, siamo sempre davanti alla natura. I modelli, ad esempio il Bacchiglione, ci dà un rientro verso la normalità. Ho visto stamattina con l'assessore i grafici e con l'ingegner Soppesa e il dottor Marchesi che sono qui. E io penso che adesso l'unità di crisi regionale è ovviamente aperta, la protezione civile, quindi l'unità operativa e la centrale operativa, scusate, c'è. Presupposti ci sono tutti per dire che abbiamo la situazione sotto controllo. Dopodiché ringrazio anche i cittadini per gli sforzi che hanno fatto. So che molti cittadini si sono prestati ad aiutare per dirigere il traffico, per fermare auto, per fare tante robe. L'ultimo appello che faccio, poi passo la parola all'assessore,
si evitino gesti eroici. A noi i curiosi ci creano solo un impiccio, sono dei perditempo e rischiano anche di creare guai. Si eviti di andare sopra gli argini o vicino ai fiumi a fare i video della vita, perché ricordo che gli argini possono anche cedere e noi non possiamo immaginare che qualcuno si faccia male, visto considerato che ad ora, incrociamo le dita, non c'è neanche una smartellata su un dito, non c'è nessuno che si è ferito, si è fatto male, e questo è già un bel risultato, perché con 1000 volontari a terra c'è sempre un rischio, quindi evitiamo di andare a esporre cittadini a rischi. Ultima cosa, ho chiuso, il fatto di Bovolenta è inquietante, ve lo dico onde evitare che me lo chiediate voi poi. Siamo al 3° femminicidio ravvicinato, noi ci rifiutiamo di omologarci all'ordinarietà e purtroppo c'è sempre il rischio di assuefarsi, no? alle notizie, voi me lo insegnate. Per noi questa è una tragedia di una donna che perde la vita, è una tragedia di una figlia che perde la mamma e che resta sola, perché il padre, che se lo trovino vivo o lo trovino morto, scusatemi la crudezza, è comunque un padre che non c'è più. Ecco, davanti a queste tragedie il Veneto non si gira dall'altra parte. Vi ricordo che su 3.000 segnalazioni ai nostri sportelli in un anno, 1.500 passano dai pronto soccorso. E delle 1.500 passate di queste signore del pronto soccorso, solo 500 denunciano. Quindi vuol dire che 1.000 tornano a casa potenzialmente a prendere botte ancora. Quindi è obbligo di tutti diffondere la cultura del rispetto della donna, della tutela della donna e di segnalare. Non dico neanche più il termine denunciare, di segnalare, perché comunque, ovvio che bisogna denunciare, ma mi metto nei panni magari anche di un estraneo che può aver intuito o capito, pensate a un collega di lavoro, un collega di scuola o quello che è, una persona della comunità, che quantomeno si faccia anche una segnalazione anonima. A noi ne sono arrivate in passato, poi ci arrangiamo noi a segnalare alle forze dell'ordine, ma è importante che ci sia una rete che, diciamo, aiuta queste donne. Io non aggiungo altro, passo la parola all'assessore. Sì, allora c'è poco da aggiungere, magari diciamo qualcosa sulle previsioni delle prossime ore. Allora, i fenomeni dovrebbero attenuarsi nelle prossime ore, più o meno in tutto il Veneto, dopodiché ci sarà una pausa nella giornata di domani sera pioverà ancora anche venerdì, ma non molto, e poi dopo ci sarà un'ulteriore pausa, e poi dopo riprenderanno le precipitazioni, ma siamo troppo distanti a quel punto per prevedere i quantitativi. Quindi se oggi si attenueranno i fenomeni, ci attendiamo che ci sia, soprattutto nella zona del Vicentino, un rientro alla normalità nei corsi d'acqua più critici. Ovviamente i colmi di piena transiteranno a valle, qualche ora fa, un paio d'ore fa, transitava il colmo di piena del Bacchiglione a Vicenza, quindi si sposterà più a valle. Abbiamo qualche problema anche sul Bisatto e ovviamente sul Retrone, insomma lo sapete già, è già notizia riportata ampiamente. Ecco, io non ho altre cose da... Sì, no, i volontari, noi allora siamo in contatto da ieri, la sala operativa è aperta da ieri, H24, sono in contatto costantemente con i vigili del fuoco, si lavora insieme e dividendosi appunto le attività. Anche a Vicenza, siccome il volontariato, la protezione civile locale non riusciva a sostenere l'impatto, abbiamo attivato anche volontariato da altre province, che stanno intervenendo con
pompe ovviamente ad alta capacità in questa fase, con insacchettatrici, sacchi che vengono posti sugli argini e poi seguiranno appunto gli svuotamenti degli scantinati non appena i livelli del retrone lo consentiranno. Ecco, il Presidente diceva prima i bacini di laminazione e il piano che abbiamo, di cui ci siamo dotati nel 2010, fine 2011, che prevedeva 2,7 miliardi di investimento, che poi è stato implementato quel piano fino ad arrivare a 3,5 miliardi. Molto è stato fatto, molto è in corso di realizzazione, qualcosa c'è ancora da fare, ma negli ultimi 3 anni abbiamo fatto il conto, abbiamo attivato 2.527 cantieri di difesa del suolo, quindi oltre ai bacini di laminazione, consolidamenti arginali, come ha ricordato il Presidente prima, ci sono stati 32 rotture arginali nel 2010 e abbiamo investito anche su quel fronte, magari sono meno impattanti dal punto di vista visivo ma altrettanto significativi e importanti, briglie e tutta una serie di altre opere che hanno questo scopo. Si investe, lo sottolineo, lo dico perché a volte magari qualcuno dice non si fa, anche sulla manutenzione. Noi mettiamo 40 milioni di euro ogni anno da 10 anni, quindi sono 400 milioni di manutenzione dei corsi d'acqua, quindi stiamo parlando di $500 miliardi anche su quel fronte là. Ecco, per cui gli investimenti sono stati fatti, sono notevoli e, come dico sempre, quando funzionano non fanno notizia perché le cose vanno bene, e quando invece non sono stati fatti allora si allaga mezzo Veneto come nel 2010. Domande ragazzi? No, L'assessore. Si può parlare lapsus, si può parlare tecnicamente. Ecco chi ha fatto Si può parlare tecnicamente proprio di alcuni. Allora ci fermiamo con, eccoci qua, ci fermiamo con la diretta dalla sede della Protezione Civile regionale, quindi quella di Marghera, perché dobbiamo andare dalla nostra Vanessa Banzato. Urge fare il punto sulla situazione nella zona del Vicentino e della fascia pedemontana. Allora lo facciamo con la nostra Vanessa Banzato. Ma il tempo sta preoccupando non poco anche tutta l'area del Bassanese e del Marosticense. Fortunatamente la situazione non è drammatica come quella di Vicenza, della città di Vicenza, e tra l'altro proprio da Marostica e da Rosà sono partite le squadre della Protezione Civile per dare supporto ai colleghi e alle colleghe del capoluogo Berico. Noi ci troviamo proprio sulle sponde del fiume Brenta, sorvegliato speciale a Bassano del Grappa. Potete vedere chiaramente la portata d'acqua importante e la forza anche della corrente del fiume Brenta, che al momento sta toccando quota 2,35. Non si parla ancora di allerta, ma gli occhi sono tutti puntati sul fiume, perché si conoscono benissimo i rischi quando c'è appunto una pioggia così abbondante come quella che si sta prospettando anche nelle prossime ore. Piogge che stanno preoccupando, si diceva, anche tutta l'area collinare tra Bassano, soprattutto in zona Varrovina, in zona Sant'Eusebio e San Michele, dove si sono verificate delle frane, smottamenti di terreno proprio causati dall'abbondanza dell'acqua che è scesa nelle ultime ore. Spostandoci a Marostica c'è stata una frana nell'area di Crosare in via Sisemol, un ulteriore smottamento importante di terreno in via Foggiati. Sono in corso le pulizie dei canali, proprio anche con gli uomini del comune, gli operai del comune in azione per cercare di liberare al massimo fossati e corsi d'acqua, per permettere appunto che le acque non tracimino l'acqua abbondantissima che sta scendendo nelle ultime ore, si diceva. Il Brenta vedete continua in maniera impetuosa a scorrere. Nelle prossime ore adesso i meteorologi hanno previsto
un calo delle piogge, mentre per domani c'è davvero da temere il peggio, perché pare che scenderà tantissima acqua, quindi adesso c'è da valutare ora per ora la situazione dei fiumi, la situazione delle frane, e noi andremo proprio nel territorio per capire un'ulteriore frana, tra l'altro anche a Pianezze. Si tratta di una frana, di uno smottamento di terreno importante, e avremo modo proprio di parlare anche proprio con il sindaco Luca Vendramin. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Allora avete sentito, zona del Vicentino, intanto la nostra Monica Smiderle si sta spostando verso Montegalda per parlare con il sindaco. Prima, ricorderete, era collegata da Torre di Quartesolo. Andiamo nel Padovano ora per fare il punto sul secondo giorno di maltempo con il servizio realizzato dalla redazione di Padova. Questa è la situazione a Creola, siamo ai piedi dei Colle Euganei, a ovest di Padova, e la situazione è veramente impressionante. Il ponte è stato chiuso perché, come avete visto, l'acqua ormai lambisce la strada, arriva all'asfalto e la situazione potrebbe peggiorare. Per questo il ponte è stato chiuso, con la protezione civile a controllare, a monitorare soprattutto la situazione, perché come vedete l'acqua ormai ha invaso la carreggiata. Una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco tra Padova e Vicenza, anche a causa dell'esondazione di alcuni canali, della caduta di alberi e allagamenti di garage scantinati. Nella zona dei Colli Euganei, in particolare tra Rovolone e Abano, parecchie le strade allagate e chiuse al traffico. È esondato lo scolo consortile Nina a Bastia di Rovolon, allagando alcune abitazioni, come si vede dalle immagini girate da Luca Tecchiato. In generale, molti di questi allagamenti si verificano perché non è adeguato lo sviluppo della rete di scoli e canali che richiedono manutenzione. Per adesso è sotto controllo, io confido anche che possa smettere un po'. Comunque questa zona è stata veramente quella che ha avuto a livello bacino più piovosità. Abbiamo avuto circa 150 mm di pioggia. Intanto ad Abano Terme, in particolare nella zona di Monte Ortone, alcune strade sono state chiuse al traffico perché l'acqua ha ormai invaso la carreggiata. Al lavoro Protezione Civile con i suoi volontari, gli uffici tecnici del comune, la polizia locale e i vigili del fuoco. La situazione è abbastanza sotto controllo, abbiamo alcune zone ancora in difficoltà, via Pillon, via Sartorio, abbiamo chiuso via del Gallo stamattina. Ai cittadini cosa diciamo? Di fare massima attenzione, di rispettare i divieti di circolazione dove ci sono, perché ieri abbiamo tirato fuori alcune macchine che avevano voluto passare nonostante il divieto. Raccomando a tutti la massima prudenza e raccomando poi a chi ha bisogno di sacchi di sabbia di andare ai magazzini comunali, perché i volontari di protezione civile li stanno preparando. Per queste zone servirebbero però bacini di laminazione già progettati dai comuni con spese importanti che attendono finanziamenti. Con questi 4 bacini sicuramente riusciremo a impattare molto meno sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini. Sono progetti che abbiamo presentato del valore di oltre 7 milioni insieme al Consorzio di Bonifica, attendono un finanziamento, li abbiamo presentati almeno da un paio d'anni. Allora ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi ancora il punto sul maltempo, gli aggiornamenti su Bovolenta e parleremo anche della giornata mondiale per le malattie rare. Qui nella Marca Trevigiana c'è un centro d'eccellenza, la nostra famiglia, che si occupa di malattie rare, che accoglie i bambini e li aiuta nel loro percorso di crescita. A tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione quasi interamente dedicata al maltempo. La pioggia imperversa sulla nostra regione ormai da 2 giorni, ma i danni più considerevoli sono localizzati nel Padovano e nel Vicentino. A preoccupare il Diamo e il Retrone. Le dirette della nostra Luisa Bertini e Monica Smiderle sul Vicentino, poi eravamo con Valentina Visentini invece per il Padovano, anche per parlare di quanto accaduto a Bovolenta con un uomo che presumibilmente ha ucciso la compagna e poi sarebbe fuggito oppure si sarebbe gettato con il suo furgone nel fiume. Su questo siamo stati e torneremo ancora tra poco, ma intanto andiamo a vedere nella Marca Trevigiana il maltempo quali danni ha fatto. Vediamo.
Nuovo allarme nella frazione di Cozzuolo, dove una frana a causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio è precipitata in via Val dei Fiori. Si tratta di un'ingente quantità di terreno, circa 200 metri quadrati, proveniente dalla zona dove erano stati effettuati degli sbancamenti per fare posto a un vigneto. Ora la strada è di nuovo agibile, ma una decina di famiglie sono preoccupate per le frane che negli ultimi anni hanno reso la situazione particolarmente critica, in quanto la valle in cui si trova la frazione mostra da tempo la sua grande fragilità idrogeologica. Già nel 2018 infatti si erano verificati dei fenomeni di dissesto. Il comune di Vittorio Veneto, di cui Cozzuolo fa parte, è intervenuto altre volte per la messa in sicurezza della zona, ma essendo la strada di proprietà privata, specifica l'assessore ai lavori pubblici, l'amministrazione non può prendersi l'onere delle spese di messa in sicurezza nella sua totalità. È il terzo intervento che facciamo su quella frana. È un problema dei privati più che del comune. Noi faremo la nostra parte. Convocherò i proprietari dei terreni, il proprietario dove c'è la frana, a trovare una soluzione. Al momento la strada è libera, ma le previsioni meteo per i prossimi giorni non fanno ben sperare. Sono attese altre precipitazioni che potrebbero aggravare la situazione e causare ulteriori frane. Ci sono 11 frane in Val di Fiori, perché tutta l'area del quartiere di Val di Fiori c'è una predisposizione alle frane. Il comune di Vittorio Veneto ha recentemente ottenuto un contributo PNRR da oltre 700.000 euro proprio per intervenire sulla prevenzione delle frane. Ci si augura che i tempi dalla progettazione alla realizzazione siano brevi. Per fortuna anche questo tipo di finanziamenti scadrà nel 2026, abbiamo ancora 2 o 3 anni per poter realizzare, altrimenti i soldi vengono ritirati. Maltempo, allagamenti allo stadio Menti, ci sono gli ultimissimi aggiornamenti, guardate questo video, è proprio l'interno dello stadio che è andato letteralmente sott'acqua con questa alluvione che sta coinvolgendo in queste ore la città di Vicenza e dunque ha interessato anche il quartiere intorno allo stadio Romeo Menti che è finito come vedete sott'acqua. In queste ore si stanno susseguendo i controlli tra l'altro per valutare i danni causati dall'acqua penetrata all'interno dell'impianto dove si trovano anche la sede e gli uffici della società. Da un primo sopralluogo il campo di gioco che è più alto da quanto è stato rifatto non risulterebbe allagato. Queste le immagini. Proviamo a salire nel Bellunese, andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento e facciamo un riepilogo con il servizio della nostra Tiziana Bolognani. Siamo, e ve lo confermiamo, a pericolo valanghe a livello 4, quindi ancora molto forte. COC aperti e operativi e in via precauzionale in diversi comuni della provincia. ANAS e Veneto Strade all'opera sul fronte dello sgombero delle strade con il piano neve passato al grado di allertamento giallo che prevede il filtraggio mezzi sulle principali strade e lo stop per i mezzi che non hanno dotazioni invernali. Tutto sommato è passata senza scossoni la prima giornata di allerta meteo per la perturbazione che ha investito anche la provincia di Belluno ma che sta causando criticità soprattutto nella fascia delle Prealpi e della Pedemontana Veneta. Nelle prossime ore, appunto, con l'aumento di quota dello zero termico si trasformerà tutto in pioggia e quindi sarà un ulteriore incremento di portata nei fiumi. Nella sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno i monitor rimbalzano immagini rassicuranti, nessuna emergenza concreta per il momento, anche se il picco del maltempo è atteso nelle prossime ore fino a tutta la giornata di mercoledì, prima di una tregua all'insegna della variabilità prevista per giovedì. La situazione è perciò in evoluzione. La neve caduta in grande quantità in montagna è insidiosa perché a causa delle alte temperature saranno possibili distacchi spontanei nei versanti più ripidi. Chiusi per pericolo valanghe il passo Giao e il passo Rolle. La situazione in questo momento è abbastanza critica, abbiamo un grado 4, quindi forte di pericolo valanghe. Sconsigliamo vivamente di frequentare l'ambiente alpino, specialmente nelle gite di sci alpinismo. Aspettiamo qualche giorno che il meteo e la natura faccia il suo corso e quindi in modo naturale vada ad assestare la neve nelle prossime giornate.
E c'è il ministro Calderoli che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al maltempo. Sto seguendo la situazione di Vicenza che sta attraversando il momento più critico, dice Calderoli, delle altre zone colpite dall'emergenza maltempo. Siamo pronti a fornire ogni tipo di aiuto necessario. Intanto, come sempre, in questi casi un ringraziamento di cuore va a tutti i soccorritori e volontari. Avete sentito che nel punto stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia, si è toccato il nervo scoperto, quello di Roma, con gli aiuti che ancora non sarebbero arrivati, legati alle grandinate e agli altri episodi di maltempo che ha colpito il nostro territorio. Ricorderete la fascia del 31 ottobre e 1 di novembre, zona Halloween, quando tutta la zona pedemontana e la zona del Padovano sono state allagate dalle forti piogge, dal maltempo e soprattutto tanti danni anche a causa delle forti raffiche di vento. Ebbene, quei soldi devono ancora arrivare e il presidente del Veneto in qualche modo in questa conferenza stampa ha voluto lanciare l'ennesimo ammonimento a Roma. È stato ovviamente anche in questo caso, quello di oggi, dichiarato lo stato di calamità che prevede una serie di procedure che dovrebbero portare all'invio nella nostra regione dei soldi necessari poi per il ripristino delle situazioni. Comunque queste sono le parole del senatore Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e per le autonomie. Torniamo nella zona del Bassanese con il punto sui danni del maltempo della giornata di ieri e poi tra pochissimo di nuovo a Vicenza con la nostra Luisa Bertini. Piove su tutta la pedemontana, nevica sull'altopiano e sul massiccio del Grappa. Le precipitazioni intense annunciate nei giorni scorsi sono arrivate sul Bassanese, dove le centraline ARPAV segnalano già qualche decina di millimetri di pioggia in poche ore. Molti corsi d'acqua minori sono in difficoltà soprattutto nella zona sud di Marostica e di Pianezze, ma a tenere cittadini e amministratori con il fiato sospeso sono soprattutto le criticità idrogeologiche del territorio. A partire dal distacco di Massi che ha devastato la Valsugana, tutta l'area è in sofferenza e le frane di Enego, Marostica e Valbrenta dei giorni scorsi lo confermano. Il timore dei sindaci è che tutta questa pioggia, unita all'acqua proveniente dai monti, possa accentuare movimenti franosi già in atto. Squadre della Protezione Civile monitorano le aree più esposte per poter intervenire con tempestività, mentre in pianura sono osservati speciali fiumi e corsi d'acqua. In altopiano è tornata la neve, la grande assente di questa stagione invernale. Nevica infatti da stanotte su quasi tutto il comprensorio, anche se con l'aumento delle temperature si è girata in pioggia ad Asiago e alle quote più basse. Gli accumuli a Campomulo, alle Melette, in Marcesina e sul Verena sono invece significativi ed è probabile che continui a fioccare fino a stasera. Questa situazione potrebbe allungare, se le temperature lo permetteranno, la stagione dello sci almeno per qualche altro giorno. Sotto il profilo turistico sicuramente, perché questo ci consentirà di allungare la stagione che è stata da questo punto di vista un po' critica fino ad oggi, fino a ieri, e soprattutto anche in chiave di riserva idrica. Questa copiosa nevicata in quota consentirà un minimo di riserva idrica per l'altopiano, ma soprattutto per la pianura sottostante. Quindi oggi benediciamo la Dama Bianca che, seppur in ritardo, si è fatta attendere, ma è sempre la benvenuta. Allora, dal nostro Lucio Zanato, come annunciato, la protesta dei trattori è arrivata anche a Treviso, alcuni danni, non tantissimi mi pare di capire, ma ci racconta tutto il nostro Lucio Zanato che è in compagnia di diversi ospiti. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, intanto manifestazione che si sta svolgendo, si sta concludendo nella maniera migliore possibile. Non ci sono stati grandi problemi, non ci sono stati grandi intasamenti, gestione da parte delle forze dell'ordine perfetta anche per quanto riguarda così la viabilità. Se adesso vedete le immagini, c'è stato l'arrivo qui a Treviso Sud, siamo vicino alla rotatoria di innesto per la A27 e insomma qui siamo oltre 400 trattori, vero? Sto parlando con Nicola Albanese che è uno degli organizzatori. Salve a tutti, sono Nicola Albanese e niente, volevamo ribadire che questa manifestazione è stata organizzata per dare sostegno ai movimenti che stanno nascendo, che sono nati in Italia e in Europa e per sostenere l'agricoltura. Ecco, però voi nell'atto pratico che cosa chiedete?
Noi chiediamo sostanzialmente un prezzo giusto per i nostri prodotti e che non ci sia concorrenza sleale rispetto ai prodotti che importiamo. Ecco, qui presente c'è Danilo Calvani, che è, diciamo, sostanzialmente l'ideatore del movimento a livello nazionale, perché lei ha cominciato a far partire la macchina diversi mesi fa. Danilo Calvani, arrivare qui a Treviso, vedere questa gente, cosa significa per lei? Ora sto girando tutta l'Italia e questa gente è il mio DNA, perché siamo tutti agricoltori, gente per bene, quindi mi trovo a casa mia, a parte che noi siamo di Latina, quindi sappiamo Latina, insomma, il mondo veneto come è rappresentato, compreso la mia famiglia. Quindi oltre questo, ma io giro tutto il paese, tutta l'Italia, questa è l'atmosfera. Questa è l'atmosfera, un'atmosfera di persone per bene, civili, perché noi agricoltori siamo brava gente, è inutile negarlo, anche se qualcuno voleva far passare che eravamo violenti, terroristi, schierati, pericolosi. Questa cosa non è mai accaduta, non accadrà perché non appartiene al nostro DNA. Tra l'altro queste manifestazioni sono tutte senza bandiere né di partito né neanche di sindacato. E questa è la prima cosa che abbiamo detto, che abbiamo, tra virgolette, dico una brutta frase, imposto, perché non ci deve essere schieramento politico e soprattutto non ci sentiamo rappresentati dai sindacati, anche perché tutti gli agricoltori hanno una loro idea, giustamente va rispettata. Se qualcuno di noi si schiera politicamente, metti che lo faccio io o qualcuno che rappresenta pure loro qua dei presidi, se si schierano diventa un problema serio. Ecco, quindi... Però nell'atto pratico, a livello nazionale, voi cosa chiedete? Perché comunque inevitabilmente dovete chiederlo alla politica, e alla politica che adesso si rinnova a Bruxelles, tra l'altro. Allora, noi abbiamo chiesto un incontro dove sabato a Roma il 2 marzo ci sarà una grandissima manifestazione in piazza Santi Apostoli. Abbiamo mandato un incontro quando l'abbiamo fatta 10-15 giorni fa al Circo Massimo, dove eravamo circa 5.000 persone, massiccia, per fare di giovedì, attenzione, quindi tante persone. Io credo che questa volta raddoppieremo i numeri, vista l'adesione. Abbiamo chiesto alla Premier un incontro e questa richiesta non solo non è stata archiviata, ma è in essere. E l'altra sera ho visto una conferenza stampa della Premier, dove mi hanno chiamato alcuni tuoi colleghi, e quello che ha detto la Premier è praticamente in linea con ciò che appena io ho detto qua sopra, quindi riconoscendo la pratica sleale, riconoscendo questi parti accordi dall'estero, quindi presumo che la Premier stia facendo un passo avanti e questo mi fa piacere sotto l'aspetto, diciamo, delle battaglie. Però diciamolo ai nostri telespettatori che non sono agricoltori, cioè voi dite c'è una concorrenza sleale che arriva dall'estero, che fa arrivare prodotti a prezzo più basso e quindi di conseguenza via fama. No, ci ha messo il cappio al collo perché è sleale. Attenzione, questi sono atti, accordi fatti proprio dai governi precedenti negli ultimi 15-20 anni, avallati e richiesti dai sindacati di categoria, in primis la Coldiretti. Questa è una cosa vergognosa. Ecco, perché voi dite, tra l'altro, il prodotto che arriva non è tutelato, verificato e soprattutto non costa tanto quanto costa a voi produrlo. Guarda, io non sono competente in materia, no? Io mi rifaccio a chi ha una statura istituzionale più alta di me, al dottor Veronesi, che buonanima non c'è più. Ve lo ricordate quando diceva questo sui prodotti importati che erano trattati con pesticidi, chiamavano i pesticidi fitosanitari, pericolosi? Ve li ricordate le battaglie del giudice Guariniello, dove diceva abbiamo mandato in asso, ho trovato che la merce è trattata con prodotti vietati e non posso intervenire in virtù di questo patto e accordo. Chi ha fatto questo patto dicendo che a questi signori bastava un'autocertificazione? Attenzione, non sono i colleghi egiziani, tunisini, marocchini, sono multinazionali italiane ed europee, quindi ci stanno uccidendo in casa, quindi è proprio alto tradimento questo. Ecco, il tema è lunghissimo, avrei capito Anna. Chiudiamo invece con l'altro organizzatore Mirko Denis. Mirko, avete fatto questa manifestazione, la prossima quale sarà? Beh, la prossima vedremo cosa succederà. Noi ci aspettiamo che le associazioni di categoria si diano una mossa e si facciano un esame di coscienza sugli errori che hanno fatto. Speriamo che ci aiutino poi noi agricoltori e contoterzisti, perché dobbiamo capire che gli agricoltori sono aiutati molto dai contoterzisti. Noi contoterzisti siamo una grandissima parte qui a Treviso e noi come contoterzisti non abbiamo nessuna agevolazione. Siamo artigiani e vogliamo essere considerati agricoltori perché siamo con un piede nell'artigianato e con l'altro in agricoltura. Insomma, abbiamo capito un argomento molto ampio per un tema che riguarda il settore primario, cioè quello che noi mangiamo e quello che ci portiamo a tavola e quello che loro producono, un tema che non si concluderà sicuramente con questa manifestazione, ma che continuerà con un'altra manifestazione nazionale. A te, Anna. Grazie al nostro Lucio Zanato. Allora c'è il tempo però per tornare dalla nostra Luisa Bertini che sta monitorando la situazione del maltempo nel Vicentino. Ci fai il punto, Luisa? Buongiorno di nuovo.
Sì, buongiorno Anna, siamo sempre sotto la pioggia battente, prima sembrava un momento di calma ma è tornato a piovere incessantemente. Io adesso mi trovo insieme a Simone Squarcina, siamo a Ponte degli Angeli, che è un po' il luogo simbolo per la città di Vicenza e per il Bacchiglione che vedete alle mie spalle. Bacchiglione che ovviamente si è ingrossato durante la notte. Giusto per darvi un dato, i bacini di laminazione di Caldogno, che è stato aperto nella notte, quello dell'Orolo che è stato aperto ieri, da ieri hanno raccolto complessivamente 1.600.000 metri cubi d'acqua che altrimenti si sarebbero riversati in gran parte su Vicenza, quindi hanno in qualche modo arginato quella che poteva essere una piena ben peggiore rispetto a quella che vedete. Ovviamente vedete l'asta idrometrica che adesso vi sta inquadrando il collega Simone Squarcina, livello del Bacchiglione che comunque resta alto. In città l'allarme piena è passata, diciamo è stata scongiurata, nonostante il maltempo venga monitorato continuamente proprio perché la pioggia non accenna a cessare, ma l'allarme resta molto elevato soprattutto per gli allagamenti prodotti dal retrone, dalla Dioma e dai fossati della rete secondaria e dalle condotte della rete meteorica in grande sofferenza. Stamattina abbiamo sentito il sindaco Giacomo Possamai che per tutta la notte ha monitorato la situazione, il COC è rimasto ovviamente attivo e aperto e ha disposto interventi sulla base anche delle segnalazioni registrate dalla centrale operativa della Polizia Locale e dalla Protezione Civile. Le piogge hanno interessato non solo la montagna ma anche la pianura. Vi do un altro dato: in 2 giorni è caduta la quota record di 150 mm d'acqua che ovviamente hanno messo in difficoltà soprattutto la zona del Retrone, che stamattina il fiume Retrone era a quota 3,83 metri e sappiamo che per il livello di allarme del Retrone basta arrivare a 2,80 metri. Come vedete le paratie qui sul Bacchiglione che sono state montate proprio ieri pomeriggio, situazione che continua ad essere monitorata e ovviamente di cui noi vi aggiorneremo. Intanto abbiamo visto anche tanti mezzi della Protezione Civile così come dei Vigili del Fuoco, anche gli assessori stessi si sono impegnati per portare e per i sacchi di sabbia che sono disposti un po' in tutti i negozi proprio qui in prossimità proprio del Ponte degli Angeli, che è il luogo da cui vi stiamo parlando. Per il momento, Anna, è tutto. Noi adesso ci spostiamo altrove e ovviamente vi chiederemo nuovamente la linea. Grazie alla nostra Luisa Bertini. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, però prima vi voglio presentare gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Il dottor Paolo Bonanni, responsabile dell'unità operativa complessa di epilessia e neurofisiologia clinica. Buongiorno dottore, associazione La Nostra Famiglia. Buongiorno, grazie per averci raggiunto. La dottoressa Manuela Nascimbeni, direttore del Polo di Conegliano e Pieve di Soligo della Nostra Famiglia. Grazie. Direttore, avete capito, parliamo di malattie rare. Domani è la giornata mondiale dedicata alle malattie rare. Tra pochissimo dopo la pubblicità. Eccoci, prima edizione, buongiorno, ben ritrovati. Domani è la giornata mondiale dedicata alle malattie rare. Non potevamo non avere qui con noi La Nostra Famiglia, che è un centro importantissimo, dislocato in vari punti nella Marca Trevigiana, che si occupa proprio di questo e dà il suo sostegno ai bambini ma anche e soprattutto alle famiglie, e lo fa con tanti interventi. Vi ripresento le persone che sono qui con noi, che è il dottor Paolo Bonanni, che è responsabile dell'unità operativa complessa di epilessia e neurofisiologia clinica. Ancora buongiorno dottore, la dottoressa Manuela Nascimbeni. Manuela, buongiorno. Allora, io prima di iniziare vi faccio sentire una testimonianza che tocca il cuore, perché poi alla fine parlare con loro, con le mamme, i cui bambini sono seguiti proprio nei centri della Nostra Famiglia, è importante per capire davvero che cosa si fa e quale grande valore è per la nostra comunità, la Nostra Famiglia. Partiamo ascoltando la testimonianza della mamma di Alessandro. Sono la mamma di Alessandro,
Mio figlio aveva degli spasmi che poi si sono rivelati essere crisi epilettiche. Alessandro è un bambino che all'età di 18 mesi ha iniziato ad avere delle crisi epilettiche che sono subito risultate resistenti alla terapia farmacologica. Contemporaneamente all'esordio delle crisi si è osservato anche un arresto dello sviluppo. Si è evidenziato che lui aveva una displasia cerebrale sul lobo frontale di sinistra. Abbiamo provato tutti i farmaci per l'epilessia possibili e nessuno però faceva il suo effetto. Siamo entrati nello studio del dottor Bonanni praticamente disperati perché non sapevamo cosa aveva nostro figlio, non sapevamo come curarlo, non sapevamo come sarebbe andato il nostro futuro. Quando lui è venuto alla nostra attenzione all'età di 2 anni abbiamo iniziato anche a pensare a un'ipotesi chirurgica e per fare questo abbiamo appunto monitorato le crisi del piccolo, abbiamo registrato i suoi episodi, abbiamo potuto capire che probabilmente partivano da una certa regione del cervello, abbiamo confrontato questo dato con la risonanza magnetica e abbiamo rilevato un sospetto di una malformazione cerebrale. Successivamente quindi il bambino è stato avviato all'intervento chirurgico di asportazione di questa malformazione che era solo dannosa. Questo è successo nel gennaio del 2022 e da allora il bambino sta bene. Alessandro è vivace, è curioso, è tosto perché corre, salta, non sta mai fermo. Però viceversa comincia a interagire con gli altri bambini, a giocare, a cercarli, a chiamarli, quindi vedi il bambino che sta crescendo. Questo recupero è dovuto anche alla presa in carico che abbiamo fatto presso il nostro centro, la presa in carico riabilitativa che continua tuttora. È un ambiente che non sembra un ospedale, ma sembra di essere un ambiente familiare. Ho capito di essere arrivata nel posto giusto. Allora, il dottor Bonanni ce l'abbiamo qui con noi, buongiorno ancora dottore. La storia di Alessandro è la storia di tanti altri bambini, parliamo di epilessia, ma ovviamente in questi casi, nei casi delle malattie rare, quanto più importante è la diagnosi precoce. Partiamo da qui, dalla diagnosi e di che cosa c'è bisogno per questi bambini oggi e per queste famiglie. Allora, la diagnosi precoce è un elemento fondamentale perché ci consente di attuare più rapidamente possibile tutti gli interventi terapeutici. Nel caso di questo bambino, di Alessandro, che tra l'altro ho visto ieri in ambulatorio, e vi posso assicurare che uno dei timori iniziali era quello che lui non potesse mai parlare perché gli è stato asportato il lobo frontale di sinistra, quindi una parte dove il linguaggio è importante. Lui parla adesso correntemente, proprio perché avendo elevato il disturbo il resto del cervello ha potuto, grazie alle sue capacità plastiche, recuperare quella funzione e quindi iniziare a parlare. In particolare Alessandro aveva una malattia rara che era dovuta a una malformazione congenita, una malformazione cerebrale. Questo è molto frequente tra le malattie rare dei bambini, sono circa addirittura il 40% delle malformazioni congenite, molte sono del sistema nervoso centrale. Quindi insomma un risultato molto molto buono, però un risultato che è stato raggiunto non soltanto con l'intervento chirurgico che io tengo qui a sottolineare, è stato fatto grazie anche alla collaborazione che abbiamo con l'ospedale di Vicenza e con la neurochirurgia di Vicenza, creando questo gruppo interregionale proprio per la chirurgia dell'epilessia. Ma è avvenuto grazie al fatto che in questo anno, dopo l'intervento, forse anche più di un anno, c'è stata una presa in carico proprio riabilitativa che è stata in parte presso il nostro centro, adesso avviene sul territorio, ma gli intenti sono comuni, quindi molte delle cose che adesso il bambino fa sono dovute proprio all'intervento riabilitativo. Intervento riabilitativo che è fondamentale, perché sennò non riusciremo a ottenere nessun risultato, soprattutto in quelle situazioni dove l'intervento chirurgico non sempre risolve la situazione. Abbiamo situazioni, dopo ci sarà forse un'altra testimonianza di un'altra patologia rara che seguiamo correntemente, tutti i giorni abbiamo qualche bambino con la sindrome di Angelman. Qui non possiamo fare nessun intervento chirurgico, abbiamo una malattia genetica dovuta a una cromosomopatia. In questo caso le comorbidità che abbiamo, oltre all'epilessia, sono la disabilità intellettiva che spesso è grave, la mancanza del linguaggio espressivo, però sono bambini poi che in realtà il linguaggio almeno lo capiscono, quindi riescono a interagire con l'ambiente, sono bambini solari, però qua l'intervento è riabilitativo fin dall'inizio, quindi la diagnosi precoce, genetica in questo caso è fondamentale per iniziare prima possibile l'intervento riabilitativo. Ora la testimonianza di questa famiglia, vedrete, sarà molto interessante anche per capire
quanto è importante trovare centri come il nostro, come la nostra famiglia, dove la riabilitazione insomma è veramente il punto cruciale, diciamo. Ecco. E allora, direttrice, sono da lei, no? Conegliano Pieve di Soligo, un centro importante, fondamentale per il territorio. Quali sono i servizi che erogate? Sì. Allora, uno del Conegliano e Pieve di Soligo sono 2 degli 8 centri che sono presenti in questa regione. Accogliamo complessivamente 9.000 bambini e sono impegnati circa 580 operatori per l'attività di riabilitazione. Però questi 8 strutture, 8 servizi, sono 8 dei 28 che sono in Italia, che fanno di questa associazione una delle associazioni più grandi che si occupa della riabilitazione del bambino. Parliamo di circa 2.500 bambini in carico, 25.000 bambini in carico, con 2.300 operatori che vi lavorano. L'attività che svolgiamo in questa regione, noi siamo un ente del non profit accreditato col servizio sanitario, quindi tutti i bambini, i ragazzi possono accedere attraverso l'impegnativa del medico di base e quindi affrontare quel percorso di valutazione del bisogno e di impostazione del percorso riabilitativo attraverso un'equipe multidisciplinare. Ecco, quindi si parte con l'impegnativa del medico di base. Sì, ecco. e quindi possono accedere a tutto il percorso gratuitamente grazie al servizio sanitario pubblico, in quanto proprio l'ente è un ente accreditato e facciamo parte della rete dei servizi pubblici. Nello specifico delle malattie rare, noi facciamo parte della rete dei centri del servizio regionale, quindi reti accreditate, e siamo punto di riferimento per molte patologie rare in questa regione. Nella sede di Conegliano e Pieve di Soligo abbiamo 2 centri di riabilitazione intensiva extraospedaliera e una realtà ospedaliera di neuroriabilitazione con 2 unità, una per le gravi disabilità in età evolutiva, quindi per il bambino, e l'altra per l'unità per le turbe neuropsicologiche acquisite, che è l'unica esperienza in Italia che abbiamo per il ragazzo e il giovane adulto. In sanità l'unico modo per fare innovazione è quello della ricerca, per cui è grandissimo l'impegno. Stiamo vedendo queste immagini. Che cosa sta succedendo esattamente nelle immagini che stiamo vedendo, dottore? Giusto per non lasciare un po' spaesati i nostri telespettatori. Abbiamo visto alcune immagini del nostro laboratorio di neurofisiologia clinica, avete visto delle immagini proprio di montaggio dell'elettroencefalogramma. In questo caso state vedendo un elettroencefalogramma particolare che noi usiamo proprio per la chirurgia dell'epilessia, ma un po' per tutti i disturbi del neurosviluppo che comprendono anche l'epilessia. È un elettroencefalogramma ad alta densità. Significa che possiamo registrare l'attività elettrica del cervello da 128 punti contro, nella routine sono circa una ventina di punti del cervello dove si registra l'attività elettrica. Quindi questo ci consente di applicare la clinica, la ricerca, che è un po' il mandato di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi, e questo però ci consente poi, come un volano positivo, di riutilizzare quei dati per migliorare la nostra clinica. Quindi il vantaggio di lavorare in un IRCS è proprio un pochino questo. È proprio questo, sì. Diceva dottoressa. Sì, che l'importanza della ricerca all'interno della sanità, perché è quello che permette di fare innovazione. E questo lo facciamo, siamo l'unico istituto scientifico che si occupa di riabilitazione, quindi anche di ricerca nell'ambito della riabilitazione, e affrontiamo percorsi di ricerca nell'ambito di queste patologie sia da un punto di vista riabilitativo, mettendo a punto percorsi che devono essere, che partono dal bisogno del bambino e devono passare attraverso il rigoroso rispetto di parametri scientifici, proprio per diventare una ricerca traslazionale, una ricerca che deve essere per la clinica. Accanto a questo poi affrontiamo anche dei percorsi complessi con le sperimentazioni farmacologiche sempre per alcune patologie rare di cui siamo di riferimento, l'ambito delle atassie, dei glicogenosi, dell'Angelman, dove arrivano anche bambini, quindi famiglie da diverse parti d'Italia. È chiaro che la ricerca va fatta però in collaborazione, quindi per noi è importantissimo la collaborazione che abbiamo con altri istituti scientifici, con gli ospedali, con l'università, e molti sono anche i progetti poi sui registri delle malattie rare con l'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, per noi l'impegno della ricerca
ricerca è una grande frontiera ed è una possibilità di parlare di futuro. Il percorso riabilitativo consente magari di rallentare processi neurodegenerativi e di migliorare la qualità di vita. C'è da dire anche un altro elemento, no? Che è la difficoltà di chi opera nella ricerca nell'ambito delle malattie rare. Una delle difficoltà è rappresentata dal fatto sono vincoli operativi, dal fatto che le industrie magari dei farmaci sono poco propense a investire in ambiti delle malattie rare, perché sono ricerche estremamente impegnative, così come anche i sistemi di welfare che devono sostengono, però le risorse non riescono ad agire in modo così efficace. Ecco quindi un impegno che ci distingue da tantissimi anni, che è quello di supportare le associazioni, le fondazioni, perché possano a loro volta coltivare l'informazione, sensibilizzare e sostenere anche la ricerca. Noi abbiamo delle esperienze estremamente importanti in questa regione con associazioni e con una grande solidarietà che si genera intorno alle associazioni di pazienti che sostengono proprio la ricerca, e questo aiuta a disegnare insieme il futuro, che è un'altra parola fondamentale. Così è come quando la nostra famiglia si apre a rete sul territorio, no? Con le associazioni e il grande legame con le famiglie, ma anche il grande legame con le associazioni, proprio perché giustamente, come ha detto lei, direttore, insomma, occuparsi di malattie rare è più impegnativo perché i bambini sono pochi, gli investimenti sulla ricerca sono ovviamente inferiori rispetto ad altri investimenti che vengono fatti, c'è anche meno pubblicità, se un po' così possiamo dire, meno come dire, risonanza mediatica nei confronti delle malattie rare, ed è anche per questo che noi abbiamo voluto oggi esserci come Antenna 3 per ricordare questa giornata mondiale, ricordare l'impegno che il territorio ha nei confronti di questi bambini e di queste famiglie. Facciamo vedere la seconda testimonianza, parliamo della storia del piccolo Erasmo e poi, dottore, la commentiamo insieme. Volentieri. È la seconda testimonianza. Il Tartaro di 6.000 anni fa. No, sta partendo un altro servizio, è la seconda testimonianza che ci ha dato, insomma, la nostra famiglia, lo vogliamo ricordare, sono video realizzati dalla nostra famiglia, perché ovviamente anche per poter, come dire, dare voce, mostrare questi bambini, serve che siano gli stessi genitori a consentirne la diffusione di queste immagini, quindi ecco, vogliamo sottolineare anche questo, insomma, che è un video che arriva proprio dalla nostra famiglia. Vediamo se riusciamo a mandarlo. Sono la mamma di Erasmo. Erasmo è un ragazzo di 15 anni affetto dalla sindrome di Angelman. Abbiamo saputo della malattia genetica rara di Erasmo quando lui aveva solamente 2 anni. Purtroppo in famiglia avevamo cominciato a capire che c'erano dei problemini, ecco, perché Erasmo non parlava, perché Erasmo non camminava, non aveva cominciato ancora a camminare, e quindi abbiamo cominciato ad indagare su questi aspetti e abbiamo girato diversi ospedali. Noi veniamo dalla provincia di Latina e purtroppo nelle nostre zone non c'erano dei centri specifici per la sindrome di Angelman, e quindi abbiamo cominciato a cercare anche online e è saltato fuori il nome della nostra famiglia di Conegliano. Abbiamo provato, abbiamo fatto una visita con il dottor Bonanni e il dottor Bonanni ci ha accolto, devo dire, meravigliosamente. Da quella visita si è aperto un mondo davanti a noi, perché comunque abbiamo cominciato a vedere la situazione più rosea. Abbiamo cominciato anche a fare dei ricoveri e abbiamo fatto ricoveri per la durata di 2 anni. E in questi 2 anni noi abbiamo visto miglioramenti, il nostro figlio, i medici sono stati come una grande famiglia per noi. Siamo stati molto fortunati, ripeto, perché abbiamo trovato un team meraviglioso.
che va dai medici, va anche ai terapisti per quanto riguarda le terapie, perché Erasmo comunque non è seguito solamente per quanto riguarda le cure mediche, ma anche a livello di terapie, a livello educativo, per avere più autonomie possibili, e quindi ci riteniamo fortunati in questo senso proprio perché abbiamo fatto questa scelta. La notizia di avere un figlio con una malattia rara è una notizia tremenda, ti cade il mondo addosso. Però io consiglierei ad altre famiglie di tener duro, di andare avanti, di lottare, perché c'è sempre, dico, qualcuno che può aiutarti. Abbiamo ritenuto importante farle ascoltare anche a voi telespettatori queste mamme, perché la mamma di Erasmo ha detto una cosa molto importante. Al di là della clinica c'è anche tutto il lato educativo che la nostra famiglia dà, perché poi questi sono bambini che cresceranno e avranno bisogno di poter arrivare ad una certa autonomia, dottore. Anche a questo lavorate. Sì, decisamente sì. La nostra famiglia offre un percorso almeno fino all'età di 18 anni proprio per migliorare anche la parte educativa. E poi comunque c'è una collaborazione stretta col territorio, in questo caso Erasmo viene seguito anche sul territorio, la collaborazione è ottima, questi genitori si sono trasferiti da Latina qua, quindi non soltanto per la nostra famiglia ma anche per quello che offre il territorio, per la scuola, per l'insegnante di sostegno, cose che non trovavano a Latina, per cui bisogna dire anche questo. E sicuramente è una storia positiva. Volevo aggiungere una cosa sulla diagnosi precoce di cui parlavamo prima. In questo caso, per esempio, nella sindrome di Angelman è veramente molto importante la diagnosi precoce, perché ora abbiamo la possibilità all'orizzonte di una terapia genica. Probabilmente Erasmo potrà far parte di uno di questi protocolli. Già sta facendo un protocollo per un farmaco sperimentale che dovrebbe migliorare un pochino la sua storia di malattia, la sua storia naturale di malattia, soprattutto su alcuni aspetti comportamentali, sull'aspetto del linguaggio. Però siamo veramente in attesa di poter partecipare ai protocolli che introdurranno la terapia genica. È in corso di sperimentazione, ci sono dei risultati abbastanza buoni, presto sarà disponibile per tutta la popolazione di questi bambini con la sindrome di Angelman. Quindi la diagnosi precoce è importante perché prima si fa e prima è meglio, perché il recupero potrebbe essere decisamente maggiore. Che significato ha che esista una giornata mondiale dedicata alle malattie rare? Perché è importante ricordare, tornare a parlarne, ovviamente non solo nel giorno dedicato alle malattie rare, ma in realtà tenere alta questa informazione? Dobbiamo tenere alta l'attenzione per quello che dicevamo prima sulle case farmaceutiche, perché propongono nuove molecole, perché queste patologie devono avere fondi di ricerca adeguati per migliorare la diagnosi precoce, ma per migliorare la terapia e però anche per migliorare tutto quello che per molte malattie, diciamo, in questo momento non è pensabile un trattamento immediato, ma per migliorare tutta la parte riabilitativa e l'inserimento sociale, insomma, l'inserimento nel territorio, nel tessuto, diciamo, dove la famiglia vive, insomma. Un territorio con cui voi avete dei legami molto stretti, prima si parlava delle scuole, degli educatori. Ma con i servizi, lavoriamo molto con i servizi dell'età evolutiva e occuparci dei bambini significa occuparsi anche di tutto il mondo che c'è intorno al bambino e quindi la scuola prima di tutto, collaboriamo poi con i servizi dell'età evolutiva. Il bambino è un bambino che deve stare anche con i coetanei, quindi l'inserimento nel suo contesto di vita vuol dire anche lavorare per lo sport, perché il bambino ha diritto a fare dello sport, ma poi divertirsi, stare con i coetanei e il bambino deve stare con gli altri bambini e quindi lavoriamo molto proprio per l'inclusione e una giornata mondiale sulla malattia rara serve proprio per sensibilizzare, per fare informazioni, per togliere pregiudizio e per lavorare per l'inclusione, che è il vero grande obiettivo. E questo lo si deve fare però continuamente, perché una malattia rara, così come qualsiasi forma di disabilità, si innesta nel processo di crescita del bambino e quindi non è mai una situazione stabile che si stabilizza, ma è una condizione che continuamente evolve, interessando la famiglia prima di tutto, quindi il bambino, la sua famiglia, la scuola, e quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme per poter parlare di futuro, che è un altro elemento fondamentale. Grazie dottoressa, grazie alla nostra famiglia per essere stati con noi, al dottor Paolo Bonanni, responsabile dell'unità operativa complessa di epilessia e neurofisiologia clinica, e alla direttrice del polo di Conegliano e Pieve di Soligo, la dottoressa Manuela Nascimben. Grazie davvero per essere stati con noi, per aver contribuito
insieme a noi a divulgare ancora di più le informazioni importanti che abbiamo dato in questa sede. Quindi davvero grazie. Domani è la giornata mondiale dedicata alle malattie rare. Pochissimi secondi di pubblicità, torneremo ad occuparci di maltempo e poi purtroppo parleremo anche di Bovolenta con il femminicidio di Sara Burattin, mancata a soli 40 anni, tra poco. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione, andiamo avanti ancora per tornare sul caso di Bovolenta perché siamo in grado di farvi sentire, ascoltare l'intervista al comandante dei Carabinieri di Padova legata proprio al femminicidio di cui vi abbiamo dato conto già a partire da ieri pomeriggio. Continuano le ricerche del compagno di Sara Burattin che sarebbe il presunto omicida, c'è il suo furgone nel fondale del Brenta. Ora però lui ancora non è stato trovato. Ascoltate che cosa ha detto il comandante dei Carabinieri. Per questa mattina le ricerche sono sospese, confermo. Questo per motivi di maltempo e di sicurezza ovviamente? Sì, per il personale dei Vigili del Fuoco che deve operare valuterà le condizioni, hanno valutato le condizioni che non sono idonee per poter portare a termine l'intervento. Il furgone dell'uomo è stato individuato? Il furgone è stato individuato di massima, chiaramente non è possibile raggiungerlo al momento, quindi attenderemo un successivo intervento. Quindi sappiamo che c'è il furgone, non sappiamo se all'interno del furgone ci sia Alberto Pittarello. No, non abbiamo potuto raggiungerlo, i Vigili del Fuoco non hanno potuto raggiungerlo, quindi siamo in attesa di un ulteriore intervento. Capitano, al migliorare. Si può indicare più o meno la zona dove è stato ritrovato il furgone? E qui c'è più o meno al centro dell'alveo del fiume. Si cerca solo qui, solo qui Alberto Pittarello, non altrove? Al momento non possiamo escludere nulla, insomma, aspettiamo che l'intervento dei Vigili del Fuoco confermi o meno quello che ipotizziamo e una volta scartate le ipotesi che non possono essere percorribili valuteremo anche il resto. Non c'è stato nessun testimone, nessuno che ha visto il furgone nel momento in cui si No, nel momento della fuoriuscita nessuno ha visto nulla. E che orario è più o meno? Avete individuato? È successo in mattinata, stiamo ancora valutando con la Procura della Repubblica di Padova determinate prove che abbiamo raccolto, quindi Confermate il ritrovamento del cellulare dell'uomo comunque qui? È stato ritrovato il cellulare, sì. Sulla vittima ci può dire qualcosa? Guardi, è ancora tutto in fase di indagine, quindi non... Però è stata raggiunta da circa 20 coltellate, giusto? Non ve lo posso confermare, aspettiamo anche su quello gli esami sulla salma. Verosimilmente avete ricostruito un po' la dinamica dell'accaduto, lui alle 10:35 più o meno quello è l'asso. Guardi, su questo non vi posso rispondere perché c'è la procura che ancora ha aperto il fascicolo. Capitano, non c'erano state minacce precedenti, denunce precedenti, sì o no? Questo non lo può dire, insomma, lo tralascerei. Capitano, cosa le hanno detto i Vigili del Fuoco? Com'è la visibilità giù in acqua? Ci dicevano che il fiume ha un'altezza di oltre 5 metri. E per i dettagli tecnici dovreste chiedere a loro, ma sembra insomma molto scura l'acqua, quindi rende ancora più difficoltoso operare. Non si sa ancora quando riprenderanno? Per questa mattina sono interrotte sicuramente, non credo che si possano riprendere in giornata, però non è ancora chiaro. Quindi forse nei prossimi giorni. Sicuramente valuteremo il mutare delle condizioni meteo. Grazie. Allora io saluto e ringrazio l'avvocato Emanuele Compagno. Avvocato, grazie per averci dedicato un po' del suo tempo. Buongiorno, ben ritrovato. Ricordo ai telespettatori, l'abbiamo conosciuta, lei era l'avvocato di Filippo Turetta nei primissimi giorni in cui poi, come dire, si trovò il corpo della povera Giulia Cecchettin. Allora, avvocato, ha sentito un po' l'intervista al comandante dei Carabinieri, sta iniziando a salire l'apprensione, c'è una donna che è stata trovata morta e c'è un uomo che potrebbe essersi messo in fuga, potrebbe essere morto come potrebbe essersi messo in fuga. Sono delle analogie che inevitabilmente ci fanno tornare alla mente quanto accaduto con le ricerche di Filippo Turetta. Inizialmente si pensava avesse deciso di farla finita anche lui, poi è stato trovato, le grandi ricerche e i primissimi momenti quando lei ha iniziato a seguirlo. Posso chiederle in primis, quando ha letto la notizia di Sara Burattin, cosa ha pensato?
Guardi, sono trasalito perché le analogie con il caso di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta sono veramente eclatanti, perché in entrambi i casi si tratta di due ragazzi giovani, in entrambi i casi una separazione che era appena avvenuta, in entrambi i casi l'arma del delitto è la stessa, in entrambi i casi l'assassino fugge a bordo della propria auto, e questo è un dettaglio non da poco. In un caso c'era l'auto, in questo caso c'era il furgone, e per entrambi i casi si ipotizza la possibilità di un suicidio dell'autore del fatto. Quindi sono veramente delle analogie molto forti che ci dovrebbero portare anche a delle riflessioni. Quello che ho provato è stato veramente un grande senso di apprensione, mi sembrava di rivivere quei momenti di dolore, di agitazione che ho vissuto in quel momento, perché appunto l'analogia è molto forte. È un'analogia molto forte e come dire, adesso ovviamente partiranno le ricerche e si muoverà una macchina operativa che è la stessa che come dire, lei ha visto e che ha vissuto. Insieme alla macchina operativa si muove anche la macchina mediatica. In quel caso, nel caso di Turetta, è una macchina secondo lei che ha funzionato, che si è comportata bene, che ha aiutato insomma, ecco, ci racconta un po' anche dal punto di vista mediatico come l'ha vissuta? Allora, io ho conosciuto tanti giornalisti che sono state tutte brave persone, giornalisti Rai, giornalisti Mediaset, con i quali mi sento ancora in questi giorni, con i quali anche è nata un'amicizia, perché ho trovato veramente persone splendide, anche tutti i giornalisti ovviamente della carta stampata, eccetera. C'è stata questa grande attenzione che da un lato ci ha consentito di riflettere su quello che è successo e di trovare anche dei perché, di raccontarci a livello di società come stanno i nostri giovani, quali sono i mali che ci affliggono e perché succedono queste cose. E quindi io ho trovato una macchina come dire, della stampa che ha saputo fare molto bene il suo lavoro. Certo, poi tante volte ci siamo chiesti se enfatizzare in questo modo non possa portare anche a delle emulazioni. Questa è una riflessione che ci diranno poi gli psicologi, ci diranno gli psichiatri. Poi c'è stato chi, come abbiamo visto, ha cercato di scavare nella mia vita, ha cercato di scavare nella frase detta 8 anni fa per manipolare e dare significati non reali, cercando in qualche maniera di accostare l'avvocato all'autore del reato. Questa è una tentazione volgare che spesso viene fatta, anche altri colleghi hanno subito questo tipo di accostamento, ma è, come diceva il presidente della Camera Penale veneziana difendendomi pubblicamente sulla stampa, un atteggiamento da trogloditi, e cioè un atteggiamento da chi non capisce, non sa scindere che in un'Italia come la nostra, cioè dove domina la Costituzione, c'è l'articolo della Costituzione che ci dice ogni persona è innocente fino al terzo grado di giudizio, e ci dice anche che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, qualsiasi sia il reato che la persona ha commesso. E questi principi fondamentali sono stati scritti nel 1946, pensate un po'. E pensare che a oggi, nel 2024, con tutto quello che ci siamo detti sulla necessità di includere, sulla necessità di fare dei passi avanti, eccetera, ci sia chi invece ci vorrebbe far tornare indietro alla ordalia medievale nella quale bisogna uccidere e tagliare la testa anche all'avvocato che ha difeso, sta difendendo, è veramente un passo indietro che non merita nemmeno. E poi in realtà questo tipo di accuse mi è stata mossa da chi nel giornale, in quel giornale, ha fatto le vignette blasfeme, le vignette misogene contro la compagna del ministro, ovvero la sorella della Meloni. Proprio da che pulpito è venuta la predica. E però quello che posso dire è che tutti i colleghi giornalisti, tutti i colleghi avvocati, tutte le persone che conosco e mi hanno tutti quanti espresso la massima solidarietà. Io dissi subito ai giornalisti: guardate che prima o dopo alla Lucarelli le scappa il morto, e dopo 2 mesi infatti è successo, abbiamo visto il caso di Giovanna Pedretti. Quindi io credo che poi alla fine la storia dia ragione alle cose. Io ho messo tutto il mio impegno possibile, ho messo tutta la mia passione possibile per cercare da un lato di difendere
la persona, come noi siamo chiamati come imperativo categorico, come difensori d'ufficio, quelli di difendere la persona, e il nostro mestiere è un po' quello che per i medici è diciamo così, il giuramento di Ippocrate, però dall'altro lato con quella umanità che io penso che sia necessaria in questi casi, con quella delicatezza, con quella, anche se vogliamo, dolcezza nel caso in cui muore una ragazza così giovane e che ha veramente tutta una vita davanti, e poi un ragazzo come tanti che per una motivazione che indagheranno, vedranno, cercheranno di capire, ha commesso un crimine efferato. Per essere stato con noi e per aver in qualche modo aiutato a sostenere questo parallelismo, no, tra i casi. Anche in questo caso ci saranno delle ricerche che ovviamente come organi di stampa dobbiamo seguire sempre nel rispetto ovviamente anche dei familiari delle vittime, così come è stato per i familiari di Giulia Cecchettin. Grazie Emanuele Compagna per essere stato con noi. Quando avete piacere sarò ospite da voi. Grazie avvocato, arrivederci, grazie. Buona giornata. Allora noi torniamo a parlare di maltempo, avete visto questa diretta, ha toccato diversi temi, ma il maltempo è la pagina principale e con noi c'è la nostra Monica Smiderle, avete visto su Vicenza abbiamo avuto Luisa Bertini, siamo con Monica perché lo scenario è importante. Monica prima era collegata a Torre di Quartesolo, adesso la vedo già collegata, eccoci Monica, ti vediamo, dove sei? Eccoci Anna, noi ci troviamo a Montegalda, abbiamo raggiunto questa abitazione isolata a bordo di un trattore perché la strada è completamente allagata e quindi impraticabile. Siamo arrivati fino a questo punto letteralmente in mezzo l'acqua a bordo di questo cassone. Con il collega Andrea Benetti abbiamo raggiunto questa famiglia, con noi c'è sempre il sindaco di Montegalda, Andrea Nardin. Allora, qual è la situazione in questo punto del suo comune? Sì, sono ormai 2 giorni che abbiamo una sofferenza nella rete secondaria, quindi tutti quelli che sono i canali che raccolgono le acque nelle campagne fanno fatica a scaricare il flusso d'acqua nel Bacchiglione. Stiamo lavorando per un potenziamento delle idrovore che abitualmente usiamo per far defluire l'acqua da questi canali e purtroppo non riusciamo a fare diminuire il livello dell'acqua e abbiamo appunto queste famiglie in via Vodivanzo che sono isolate, nel senso che non si capisce più dov'è la strada perché è stata completamente invasa dall'acqua. Dobbiamo riuscire a far defluire l'acqua per riuscire di nuovo a far sì che loro possano muoversi in autonomia con i loro mezzi. Fortunatamente sono isolati ma sono assolutamente tranquilli, quindi non c'è una condizione di allarme, però bisogna far defluire l'acqua che attualmente ristagna sui campi, sui canali e sulle strade. Attualmente a Montegalda il livello del Bacchiglione è a 6,10 metri, si attende l'onda di piena che è praticamente in arrivo e il fiume potrebbe arrivare a toccare quota 7 metri. Che cosa potrebbe succedere, Sindaco? Sì, diciamo che come era ampiamente previsto a 6 metri il Bacchiglione è uscito sostanzialmente nell'area di Golena tra Montegalda e Montegaldella per consentire in qualche modo uno scarico delle acque. In questo momento sta defluendo e sta riempendo quella che è una sorta di cassa di espansione tra i 2 comuni. Dopodiché si spera che passata l'onda di piena quest'acqua possa defluire. Purtroppo abbiamo dovuto chiudere per motivi di sicurezza la strada provinciale appunto che unisce i 2 comuni. In questo momento è chiusa e fino a quando il Bacchiglione non rientrerà. Qui cerchiamo di avvicinarci con il collega Andrea Benetti ai proprietari di casa. La Protezione Civile ha appena posizionato dei sacchi per cercare di evitare che l'acqua entri in casa. Allora, siete isolati da ore? Sì, siamo in pratica isolati da ieri sera. Non abbiamo urgenze particolari, per cui siamo fortunati, ma se dovessimo avere qualcosa per uscire è un problema grosso, ci vuole il trattore, con la macchina non puoi uscire.
e basta. Siete riusciti a contenere l'acqua e ad evitare che entri all'interno, oppure avete anche acqua all'interno dell'abitazione? All'interno ci sono delle infiltrazioni nella parte bassa, infiltrazioni che l'acqua si trova alla strada, ma non più di tanto. Il problema è qua se cresce, se non riusciamo a chiudere qua, allora ci invade. Ma insomma, adesso dovrebbero arrivare le idrovore, quindi in teoria la situazione dovrebbe migliorare. Da Montegalda è tutto, c'è preoccupazione naturalmente, Anna, per l'ondata di piena, vi dicevo dovrebbe arrivare tra poco, il Bacchiglione potrebbe toccare quota 7 metri, ci sono già, oltre alle strade allagate dalla rete secondaria, anche strade che sono state chiuse per precauzione, una situazione che il sindaco Andrea Nardin continua a monitorare anche dal COC, che è stato aperto, il centro operativo comunale aperto presso il municipio. Da Montegalda è tutto, la linea torna a voi allo studio. Grazie alla nostra Monica Smiderle. Allora io adesso con l'aiuto della regia vi faccio vedere il video che precede questo collegamento, perché la nostra Monica Smiderle insieme ad Andrea Benetti, che ringrazio per la parte tecnica, ovviamente per raggiungere l'abitazione dalla quale hanno fatto il collegamento hanno dovuto percorrere una strada a bordo di un trattore, che è quello che state vedendo. Dunque siamo a Montegalda, collegamento appena finito di Monica Smiderle e Andrea Benetti, ed ecco qui a bordo del trattore per riuscire a raggiungere la casa che in questo momento è sostanzialmente allagata, nell'attesa che arrivino le idrovore e portino via l'acqua che ha invaso le abitazioni che state vedendo. Dunque questo, un trattore, è l'unico modo, l'unico mezzo di trasporto per riuscire ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Allora, avete visto le immagini, poi tra pochissimo ci collegheremo ancora con la nostra Luisa Bertini. Intanto diamo uno sguardo a che cosa racconta l'ANSA, l'allagamento dello stadio Menti di Vicenza. Chiedo alla regia di far vedere il video proprio legato allo stadio Menti di Vicenza. Ve ne abbiamo parlato all'inizio di questa edizione straordinaria, stadio allagato, così come è allagato tutto il quartiere. Siamo praticamente nel cuore di Vicenza. Allagamento dello stadio Menti non è stato causato dall'esondazione di fiumi, ma dalle piogge rilevanti che hanno messo in crisi la rete fognaria della zona. Lo ha sottolineato l'assessore regionale del Veneto alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, facendo il punto sul maltempo in Veneto. Lo stadio, ha ricordato Bottaccin, si trova alla sinistra orografica del Bacchiglione, che non è esondato a Vicenza. Il problema è venuto dal Retrone, un corso breve che immette nel Bacchiglione, e lì sono piovuti 150 mm che hanno fatto crescere il corso d'acqua ieri sera finché ha tracimato nel parco Retrone, come in una vasca di laminazione naturale che ha allagato alcuni condomini. Ora però sta iniziando a calare, così ha concluso. Dunque questo l'intervento che avete potuto vedere. Poi c'è anche il punto legato alle strade. Vi ricordo che la tangenziale di Vicenza è stata chiusa temporaneamente proprio per monitorare la zona del Retrone, così come vi ricordo che con l'emergenza maltempo a Vicenza oltre 1.600.000 metri cubi d'acqua sono stati raccolti dai bacini di laminazione, contenendo la piena del Bacchiglione. Resta, come vi dicevo, pesante la situazione del Retrone e della Dioma. Per tutta la notte, queste sono le parole del sindaco Giacomo Possamai, che forse tra pochissimo con Luisa Bertini riusciremo ad ascoltare. Il COC ha monitorato la situazione, disposto interventi sulla base delle segnalazioni registrate dalla centrale operativa della Polizia Locale e della Protezione Civile. Le piogge persistenti che hanno interessato tutto il territorio, anche la pianura, in 2 giorni è caduta la quota record, come vi dicevo, di 150 mm, ed è proprio il sindaco Giacomo Possamai a rivolgere il proprio appello ai cittadini, raccomando loro di limitare al massimo gli spostamenti per non interferire con le operazioni di soccorso e di protezione civile. È necessario evitare scantinati e sottopassi. Le immagini che vedete sono i vigili del fuoco che stanno liberando le acque dei fiumi da rami e da alcuni tronchi che ovviamente sono caduti sul fiume, anche perché in questo momento, dopo 2 giorni di incessante pioggia, il terreno che ne trattiene, ne contiene le radici è bagnato e quindi non riesce a
come dire, frenare il peso, a trattenere il peso di questi grossi arbusti. E poi ovviamente ci sono anche i vari ramoscelli degli alberi che si trovano vicini ai fiumi. Allora, vedo nelle immagini c'è Giacomo Possamai. Sì, siamo probabilmente in prefettura Vicenza oppure in comune, con lui c'è Giampaolo Bottacina, assessore regionale alla protezione civile. Quello di Possamai è il punto sul maltempo, proviamo a sentire l'audio. Sono stati continuamente caricati e continueremo a caricare i 3 punti di distribuzione di sacchetti in Viale Fusinato, in Viale Giuriolo, angolo Piazza Matteotti e a Santi Apostoli. Vengono costantemente a ciclo continuo alimentati, è stato così anche nella notte, chiaramente nel momento in cui venivano finiti c'era il tempo di rifarli. Da questa mattina sono attivi anche tanti volontari che stanno riempiendo i sacchetti, tra cui insomma, la protezione civile del comune, la protezione civile alpina. Da ieri ci dà una mano l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Ci sono tantissime realtà, perché abbiamo attivato anche la provincia, la regione ci sta aiutando in maniera importante, insomma c'è uno spiegamento di forze massimo, quindi i 3 punti vengono continuamente caricati. Ricordiamo che... Ecco qua, vedete, allora le immagini, Giacomo Possamai, tra poco lo sentiremo con la nostra Luisa Bertini. Intanto facciamo il punto, eccolo qua, lo posta lo stesso Corriere del Veneto, conferma la notizia della circolazione ferroviaria sospesa nel Vicentino e il presidente Luca Zaia ha chiesto lo stato di crisi. Interventi di Vigili del Fuoco in questo momento nel Padovano, nel Veronese e nel Vicentino. Chiedere lo stato di crisi di fatto significa lanciare un grido d'allarme affinché Roma possa stanziare, grazie ad un fondo speciale specifico, dei fondi per questi territori. Quindi si tratta sia di, come dire, indennizi che arrivano per la parte pubblica, ma anche indennizi che dovrebbero arrivare per la parte privata. E prima in conferenza stampa si era detto proprio questo, l'appello del presidente Luca Zaia a Roma ancora una volta, perché come avete sentito mancano i fondi di risarcimento che devono arrivare dal Veneto ancora per l'episodio di maltempo del 31 ottobre, 1 e 2 di novembre. Intanto vedo delle immagini, dovremmo essere sempre nella zona del Vicentino e tra poco ci colleghiamo con la nostra Luisa Bertini. Andiamo avanti per fare il punto sulla situazione legata al maltempo. Ho firmato il decreto dello stato di crisi, poi non so se Roma ci sarà e ci darà Ischei. Le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, ne avanziamo tanti. Ho nominato l'assessore alla protezione civile Bottacina a capo dell'unità di crisi nel coordinare il rientro alla normalità. Così il presidente del Veneto Luca Zaia. Quello che vedete invece sono le immagini della polizia dell'alveo di un torrente. Il video è stato postato sul sito di Veneto Strade, la polizia dell'alveo del torrente. Siamo sulla strada regionale 249. Una nuova notizia che ci porta ancora a Vicenza. L'alluvione che sta interessando in queste ore la città di Vicenza sta creando forti disagi nella zona industriale del versante ovest. Allarme scattato in tarda mattinata dopo che l'acqua fuoriuscita dalla loggia di Oma è finita in maniera impetuosa sulla strada, invadendo strade e aziende. Dunque siamo sostanzialmente, la parte più critica è la parte legata alla zona ovest della città. Ancora gli aggiornamenti, andiamo a vedere, diamo uno sguardo veloce ai siti, eccoci qua. Maltempo oltre 100, i vigili del fuoco, gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nella zona del Vicentino. Persone bloccate in auto e portate in salvo. È stato raddoppiato il turno dei pompieri e raddoppiato l'arrivo di personale dei moduli di soccorso acquatico provenienti anche da altre province, perché appunto come stiamo sottolineando ormai dall'inizio di questa nostra prima edizione, le aree interessate al maltempo sono sostanzialmente, quindi anche le aree per le quali la protezione civile aveva diramato l'allerta rossa, sono le zone del Vicentino, in parte del Padovano. Guardate questa immagine, una rotonda completamente allagata, ed è evidente che nonostante nel Vicentino le scuole oggi siano state chiuse, l'attività lavorativa di tantissime persone non ha potuto essere sospesa, e così inevitabilmente
inevitabilmente i danni e i disagi anche alla circolazione sono stati tantissimi. Allora noi ci fermiamo con questa prima edizione, vi abbiamo dato tutti gli aggiornamenti, se vi dovessero essere novità ovviamente siamo qui a disposizione come sempre per informarvi su quanto sta accadendo sul nostro territorio. Il maltempo nel Vicentino, in parte nel Padovano, una situazione che sta rientrando, come ha detto il presidente Luca Zaia, anche grazie al lavoro e all'investimento sul territorio dei bacini di laminazione. Diamo insieme uno sguardo allora alle previsioni del tempo per capire che cosa accadrà nei prossimi giorni. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica ancora attiva sul nostro territorio dove il tempo rimane instabile. Il dettaglio di mercoledì 28 febbraio. Sul Veneto cielo coperto con precipitazioni da diffuse a sparse, in diradamento a fine giornata anche con qualche schiarita, nevicate intorno ai 1200 metri sulle Dolomiti, sui 1500 metri sulle Prealpi. Le temperature saranno in aumento, minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 12 e 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con piogge sparse intermittenti, in genere deboli o moderate, specie sulle zone più orientali. Dal pomeriggio miglioramento con cessazione delle precipitazioni. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 15 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo piogge diffuse anche in questo caso, nevose oltre i 1600 metri circa, ma in esaurimento a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno agli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.